In questa partita il mio avversario chiama l'arbitro perché è convinto che io stia barando. Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, oggi voglio portarvi una mia partita giocata nel 2023 nel campionato italiano a squadre, io col mitico club di Gallarate che quest'anno se non mi sbaglio è salito di promozione, quindi congratulazioni al club e vi voglio far vedere questa partita che ha veramente dell'incredibile. Stavamo giocando contro una squadra molto forte, avevamo bisogno di un buon punteggio e io mi ritrovavo, non mi ricordo, in seconda, in terza scacchiera, a giocare contro questo forte giocatore che oggi ha quasi 2000 punti. Un ragazzo anno, se non erro, 2005, noi sappiamo che più i ragazzi sono giovani più fanno paura perché conoscono tantissima teoria e sono veramente fortissimi e quindi lo ritrovo però ad affrontarlo col bianco. Andiamo a vedere questa partita, ma prima vi ricordo ragazzi che in tutte le librerie e online c'è il libro La tua mossa vincente. Se volete fare un regalo a qualcuno o a voi stessi, questo è un ottimo manuale di scacchi dove non ci sono scritte sempre stesse cose, inchiodatura, infilata, attacco doppio, eccetera, ma magari ci sono contenuti un pochettino più che vanno un pochettino più a fondo. Detto ciò, andiamo a vedere questa partita. L'ho messa qui sul motore di chess.com affinché ad ogni mossa Chess possa dare, diciamo, la sua opinione, no? Mossa migliore, mossa sbagliata. Io apro con D4, ormai D4 è indubbiamente l'apertura migliore. Scherzo, scherzo per coloro che aprono con E4. Va bene tutto, l'importante è saper giocare a scacchi. E6, cavallo F3, D5, fin qui tutto normale. G3, a me piace molto lo stile della catalana, e qui entriamo in una catalana. Alfiere B4, la mossa che mi sta più sulle balle in assoluto. Alfiere D2 e alfiere 7. Perché il nero perde due tempi con dare scacco? Si dice sempre che non bisognerebbe muovere lo stesso pezzo in apertura più volte, perché questa è una teoria del nero, che è quella di perdere sì un tempo per mettere alfiere in B4 e poi ritirarlo in E7, ma l'idea è che costringe in qualche modo al bianco a giocare alfiere in D2. Ce la posso fare stamattina, quando è risaputo che molto spesso il cavallo serve meglio in D2 in questa sistemazione di pedoni, quindi è proprio un modo per evitare che il bianco possa mettere il cavallo in D2. Quindi alfiere D2, alfiere in E7, cavallo C3. E qui ragazzi, chiamatemi fesso oppure no, ma io qui mi vado a riprendere il pedoncino con donna 4, anche il motore di chess.com è d'accordo con me, e donna C4. Mossa geniale, è una gran mossa, mi sono ripreso il pedone, non so che cosa lui abbia visto. B5 e adesso devo spostare la regina. Ora, rivedendo la partita, saprei esattamente dove mettere la regina a questo punto. Provate a chiedervi anche voi dove la mettereste questa regina. Oddio, non è che abbia troppo case in realtà, ne ha due in realtà, una e due, perché in tutti gli altri casi la regina viene persa. Avevo il 50% delle possibilità e l'ho messa nel posto sbagliato, che è B3, che è la seconda scelta del motore. D3 avrebbe dato un risultato migliore. Alfiere B7, alfiere G2, arrocco, arrocco. Benissimo, fin qui situazione abbastanza di parità, possiamo vedere anche dalla linea che c'è qui a fianco, no? Più si colora di bianco, più il vantaggio è del bianco, più si colora del nero, più il vantaggio è del nero. Arriva pedone in A6 e a questo punto il vero problema di questo alfiere D2 è che sta veramente male in D2 e quindi decido di giocare alfiere G5 per permettere anche alle torri di guardare il centro, e poi veramente era inguardabile questo alfiere qui, quindi gioco alfiere G5 che non è una brutta mossa. Cavallo BD7 e arriva forse un po' prematura. Ora questa è la terza scelta del motore, in realtà un po' pari merito con la seconda. Non è sbagliata la mossa che gioco adesso, sicuramente prima di farla mi sarebbe piaciuto centralizzare le torri. Perché non l'ho fatto? Boh, questa è una bella domanda. Forse temevo... Ah no, ecco, no, capisco bene perché non l'ho fatto, perché temevo C5. Allora, qual è il problema in questi sistemi? È che se il nero riesce a fare C5 ha risolto tutti i suoi problemi, perché il suo problema adesso è l'alfiere B7. Ecco perché ora mi ricordo perché non ho giocato una mossa del genere. Quindi gioco cavallo in E5 per evitare proprio che lui possa spingere in C5. E tra l'altro metto anche proprio una doppia pressione su C6, costringendo il mio avversario a prendere una decisione.
e la decisione il mio avversario la prende perché gioca subito cavallo per e5 e d per e5. E qualcuno mi chiede: Christian, non hai paura di questi due pedoni doppiati? Un po' di paura c'è, lo ammetto, però ho studiato tante volte queste strutture, mi sono ritrovato tante volte con questo tipo di configurazione di pedoni e male poi non mi è andata, quindi sapevo che era tutto, ci stava, ecco. Se non l'avessi probabilmente mai studiate queste strutture mi sarei trovato un po' spiazzato, ma sapevo che ci stava. Ovviamente ora c'è il cavallo sotto del mio avversario che lo sposta e a questo punto mi ritrovo sotto l'alfiere, però prima di spostarlo mossa intermedia, il motore diceva che gli piaceva forse più l'altra torre, gli piaceva un pochettino più l'altra torre, ma mi piaceva tenere una torre a difesa del re, però in effetti mettendo la torre in A in D1 non hai nessuna torre che possa andare un giorno sulla C. Quindi ha senso, però poi in partita 1 ha sempre un po' paura, no? Ha sempre un po' più paura, quindi se si giocasse senza punteggio a volte sarebbe meglio. Torre in D1, donna C7 e ora qui decido di cambiare gli alfieri. Dato che questo alfiere in E7 non serviva a nulla, in E3 avrebbe mangiato al cavallo, in F4 non serve a nulla, la cosa migliore da fare per me è cambiare gli alfieri. E arriviamo a questo punto della partita. Ora, qui forse mi ero già alzato qualche volta per andare in bagno, perché questo l'ho già detto anche in un altro video. Se lo siete persi il video in cui sono diventato prima categoria nazionale, ve lo faccio comparire qui da qualche parte. La tensione a me mi fa andare tanto in bagno, spesso in bagno, e dato che ci si può alzare, in realtà fare quello che si vuole, ci si può andare alzare per andare a mangiare, alzare per andare in bagno, tanto sono partite a tempo lungo, ti alzi ovviamente e mal che vada se il tuo avversario ha già mosso scorre il tuo tempo, quindi ovviamente non puoi alzarti quando tocca a te, puoi alzarti solo quando è il turno del tuo avversario, quindi fai la mossa e ti puoi alzare. Quindi mi ero già alzato qualche volta sicuramente per andare in bagno, ma adesso arriva il medio gioco, quindi i cambi e le mosse più semplici sono state giocate, adesso arriva il medio gioco. Sicuramente mi ero anche alzato alla mossa precedente e qui, non so, c'è il pedone in presa, uno, non so, si aspetta un modo per difendere quel pedone, in realtà se poi vai a vedere tanti modi non ce ne sono, perché se giochi F4, mosse come F4, ti possono arrivare poi doppi di cavallo, cose spiacevolissime, donna C5, forse addirittura anche peggio. Quindi in realtà quel pedone è andato, motivo per cui gioco cavallo in E4, la prima scelta del motore. Sembra una mossa un po', se vogliamo, da GM, un po' difficile da capire, in realtà in assenza di altre alternative, qual è la mia idea? Io sapevo, ripeto, che qui il vantaggio del bianco è dato dal fatto che l'alfiere B7 del nero è chiuso, quindi l'idea è quello veramente di tappare, non di mettere il cavallo qui perché so che il cavallo non potrebbe avere magari troppo sostegno eccetera, ma tanto di andare a bloccare su C5. Se io riesco a bloccare su C5 il gioco del bianco è buono. Cavallo per E5, quindi qui perdo il primo pedone, ma non mi scoraggio d'animo perché appunto vedo donna C3, prima scelta del motore, il cavallo si toglie, gioco B3, il cavallo si sposta e adesso qui arriva la prima imprecisione. Qui se dovevo essere veramente sincero con me stesso avrei dovuto giocare la prima mossa del motore, cosa che non gioco, è donna C5. Io sapevo che ovviamente i cambi avrebbero favorito il mio avversario che è in vantaggio di un pedone, ma a seguito del cambio io avrei ottenuto questa posizione qui, se vogliamo, da sogno, cioè l'alfiere bloccato con continua tensione su C6, quindi l'alfiere non può, anche volendo, riposizionarsi. Avevo paura di entrare in un finale con un pedone in meno, qui la famosa paura, no? E quindi gioco la mossa sbagliata che è cavallo di 6, imprecisione. Oddio, non è che mi fa perdere, perché comunque siamo ancora in una situazione di parità, però non è la mossa più giusta in assoluto. Quindi minaccio ovviamente quell'alfiere, la mia idea è prendo l'alfiere e poi mi rifaccio sul pedone C6, quindi era un'idea strettamente umana la mia. Lui gioca a cavallo D5 minacciandomi la regina, donna in C5 e adesso ci sono belle cose, io posso giocare cavallo B7, non ho paura che tu mi catturi la regina perché poi col cavallo ritorno indietro e mi recupero la donna, quindi interessante. Torre in F va in D8 e adesso catturo. Lui decide di non cambiare le regine ed è stato lungimirante, è stata un'ottima mossa, è stata lungimirante perché c'è questo pedone arretrato C6 dove io tra l'altro ci andrò a breve a portarci su tutti i miei pezzi.
e gioco torre C1. Ora sono sotto di un pedone, ma la posizione è ancora pari. Perché? Perché il bianco ha dinamicità, perché il bianco ha qualcosa da fare, ha un piano di gioco. Ora si dice che a scacchi è meglio veramente un brutto piano che non averlo, e in questo caso è vero che il nero è in vantaggio di un pedone, ma il nero non sa esattamente cosa fare. Il bianco sa esattamente cosa fare, cioè cercare di portare tutti i suoi pezzi a convogliare contro la debolezza del nero. Torre in A va in C8 e a breve succederà l'accaduto che vi ho anticipato all'inizio del video, perché è veramente stato qualcosa di fenomenale. Torre C2. Non perché ho giocato torre C2? Adesso me la devo spiegare. Forse volevo raddoppiare. Ops, volevo raddoppiare e portare anche quest'altro pedone qui, ma non avevo paura di cavallo. No, cavallo B4 non può arrivare. Che cosa sto dicendo? Niente, torre C2. Arriva pedone B4 e questa mossa è interessante perché permette al nero l'avamposto di cavallo su C3. E qui dovevo giocare a 3 secondo il motore, mossa che non mi sarei mai sentito in vita mia di giocare, ma mai e poi mai, e gioco torre in D1. La mia idea qual è? Ok, tu puoi togliere il cavallo, io ti cambio le torri, cambiandoti le torri togli un difensore su C6 e mi verrà più facile in futuro a prenderti il pedone C6. Infatti arriva proprio così, cavallo C3 con un po' di pressioni, soprattutto sulla torre, cambio le torri e qui appunto vedo che posso riprendere il pedone. Quindi arriva perché gioco alfiere, adesso purtroppo la partita è di 2 anni fa abbondanti. Gioco alfiere C6 che è la prima scelta del motore. Perché non gioco regina? Ah sì, se no prendo matto. Prendo matto o qualcosa di brutto. Se gioco regina arriva torre di 1. Arriva torre di 1, l'unica scelta è giocare alfiere F1, perdo la regina. Esatto, ok. Quindi matto totale non sono, gioco alfiere per C6. Ma attenzione, qui prima di giocare alfiere per C6 l'ho dovuta calcolare, perché si vede subito che alfiere per C6 porta il mio avversario a giocare torre C8 con inchiodature e posso perdere la donna. E qui, nonostante tutto ciò, nonostante vedo le inchiodature, vedo che ho praticamente 2 pezzi sospesi, la regina e l'alfiere, mi becco un donna C7, che è ancora addirittura la mossa migliore. Donna C7, arriva questa pressione, la prossima è torre C8. Sembra che io veramente non abbia più modo per salvare la situazione, perché se tolgo l'alfiere perdo la donna. Sarebbe bellissimo, non so, mettere... Sì, forse dovrei mettere, non so, mosse brutte come donna qui e donna qui per tenere l'alfiere. E qui gioco una mossa una mossa strana che in realtà è la prima scelta del motore, e questa mossa fece insospettire veramente il mio avversario. Donna C4. Ma come donna C4? Se ti arriva torre C8 non puoi giocare neanche donna qui che tiene l'alfiere. Come pensi di salvarti da qui? Il mio avversario mi guardava, mi iniziava a guardare in maniera incarognesca. Allora io partiamo dal presupposto che io odio quelli che mentre sei alla scacchiera ti guardano negli occhi. Cioè tu sei alla scacchiera, guardi in basso, ma con la coda dell'occhio a visione periferica vedi che quello ti guarda così negli occhi. Cacchio ti guardi, la lotta è sulla scacchiera, guardiamo la scacchiera. E quindi inizio a vedere che incarognito inizia a guardarmi. Ovviamente io qui ero teso, quindi ogni mossa andavo in bagno, ma ero tranquillissimo, perché quando uno non ha nulla da nascondere, anche se vai a ogni mossa in bagno, non c'hai nulla da nascondere. Se c'hai la coda di paglia, inizia a farti i problemi. E lui gioca torre C8, convinto che sia la mossa corretta. Questa mossa in realtà mi permette una mossa molto carina, una mossa che sono molto felice di aver trovato, che è la prima scelta del motore, torre D2. Bababam, torre di 2. Torre di 2 con l'idea che se tu mi catturi l'alfiere, perdi la regina con questa mossa. Scacco, matto, quindi sei costretto e perdi la regina. Quindi ho trovato con questa carinissima mossa di donna C4 questa possibilità di torre in D2. Per lui difficile a livello difensivo da vedere, per me forse più facile a livello offensivo. Dopo aver fatto questa mossa ovviamente io vado in bagno e al mio ritorno c'è Paolo, il presidente del club e nonché era il capitano della squadra, che mi dice: Christian, guarda, se riesci a non andare più in bagno è meglio, perché il tuo avversario sta già
facendo combutta con l'arbitro e vuole che tu non ti alzi più dalla scacchiera. Faccio, ok, va bene, cercherò di tenermela il più possibile. Mi siedo alla scacchiera e trovo lui incarognito, ma proprio incarognito, che mi guarda così. Ragazzi, cioè, siamo giocatori da 1700, 1800, 1900, cioè stiamo facendo un torneo, sì, un campionato italiano, ma cioè, raga, scialli, cioè nel senso, vabbè, non so le persone che cosa si pensano, tra l'altro era ancora forse prima dello scandalo di Niemann, se non erro, quindi non lo so. Comunque su questa mossa il mio avversario mi guarda ancora più incarognito ed è convinto che io stia utilizzando qualche aiuto, qualcosa. Lui qui gioca G6 giustamente per crearsi una via di fuga ed evitarsi poi i matti spiacevoli e cose strane, e qui purtroppo perdo la mossa giusta. La mossa giusta era giustamente donna per A6 e qui il bianco secondo me se la giocava mica male. Ovviamente il nero non può mai andarsi a catturare questo alfiere, sempre per il solito giochino, quindi ok, se non vuoi perdere la donna puoi anche togliere il re, ma io guadagno come minimo un pezzo. Quindi qui chissà che cacchio mi è capitato che non ho visto questa, anche perché quando ho giocato torre di 2 questa idea ce l'avevo in mente. E qui gioco alfiere F3, che è la mossa più sbagliata che possa esserci. Questa mossa dà definitivamente la partita, consegna la partita nelle mani del nero. Vedete come in una partita basta veramente una sola mossa non corretta, che è la fine. Qui non ho visto, qui andava vista donna 6, alfiere F3, e qui purtroppo dopo cambio, la partita è del nero. Perché dico che la partita è del nero? È vero che il nero ha solo un pedone in più, ma guardate come sono avanzati questi due pedoni sull'ala di donna. È vero che il mio re magari entra più facilmente in difesa, ma qui è molto difficile. Provo a giocarmi la partita a qualche altra mossa, quindi gioco torre C2 per giocare sull'inchiodatura, lui giustamente rafforza, re F1 per cercare di portare il re in gioco, lui gioca questa spinta per l'idea di chiudermi l'alfiere, gioco E3 per dare un'altra diagonale al mio alfiere, re F8, ovviamente il mio re non può passare via E2 perché E2 è ostacolata dal cavallo, e qui cerco di tenere botta a qualche altra mossa fin quando poi non commetto l'errore decisivo. Allora io qui vedo appunto che c'è molta pressione qui sopra, non posso giocare questa altrimenti perdo l'alfiere. Mi rendo conto che questo pedone è perso, qui il motore non sa veramente neanche lui che cosa fare perché la situazione del bianco è disperata, allora gioco alfiere G8 con l'idea di dire ok, qui perdo un pedone ma mi rifaccio almeno su questo tuo pedone. In realtà l'idea è sbagliata, probabilmente qui avevo anche poco tempo, spero, perché non vedevo mosse del genere. Dopo cattura, è vero che mi rifaccio sul tuo pedone qui, ma è anche vero che a questo turno trovate il colpo tattico, colpo tattico, la mossa vincente del nero è re in F7, il mio alfiere non uscirà mai più di qui, anzi verrà presto catturato e qui abbandono la partita. Quindi è stata una partita sudata dove secondo me avevo vari punti dove potevo giocarmela bene. Qui andiamo nel mediogioco, rivediamola qui nel mediogioco, secondo me qui allora ecco, ci sono stati piccole imprecisioni. La prima è cavallo quindi 6, anche la mossa di torre in A e in D è stata un'imprecisione, perché poi avete visto che per tutta la partita poi questa torre qui non ha fatto praticamente un Kaiser, se non poi andarsi a cambiare. Hai visto che poi ho dovuto perdere un tempo per rimettere questa torre in C, quindi queste sono perdite di tempo. Quando tu sbagli a mettere la torre giusta sulla colonna giusta sono guai, perdi tempo. Qui ho cercato di tenere il gioco con qualche colpo tattico e niente, poi in realtà se non vedi la mossa corretta la partita fa totalmente un altro giro. Bene ragazzi, spero che questa partita vi sia piaciuta. Ovviamente non è una partita ricca di sacrifici, è stata una partita molto strategica, con qualche colpettino tattico qua e là che secondo me l'ha resa interessante. Ci voleva la mossa giusta, qui che mossa siamo, non capisco neanche, però ci voleva mossa 30, mossa 29 scusami, non l'ho vista e quindi si precipita. Gli scacchi sono così ragazzi, cioè veramente perde chi sbaglia per ultimo. Quindi è così. E poi perché, ecco, questa è un'altra lezione molto importante che voglio darvi, perché un errore fatto nel tardo medio gioco e finale
è più grave di un errore fatto in apertura. Perché quando ho perso quel pedone in apertura il motore diceva ancora posizione di parità? Perché? Perché in apertura tu hai ancora tempo per rifarti nel medio gioco, hai ancora tempo per rifarti nel finale, ma quando sbagli nel tardo medio gioco, nel finale, non hai più tempi supplementari per rifarti. Quindi questa è un'altra considerazione da fare. Meglio sbagliare all'inizio che verso la fine. Qui siamo verso la fine della partita, mossa 31, siamo già in un finale con torre e pezzo leggero e niente, qui poi probabilmente non me la sono giocata benissimo in questo modo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere un commento qui sotto come l'avete trovata questa partita, se vi è capitato anche voi di giocare in torneo dal vivo e vedere qualche giocatore sospettoso. Ora è bene che fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, però nel senso penso che le persone vanno anche un po' viste in faccia, credo. Vabbè, ci vediamo alla prossima, ciao!